Sul feretro sono dipinti un albero, un'ala, una piuma. All'esterno della chiesa dei Santi Patroni d'Europa a Marcon decine di palloncini colorati e un ragazzo che suona l'handpan, lo strumento musicale tanto amato da Alex Marangon. Così, questa mattina la famiglia, gli amici e la comunità hanno dato l'addio al 25enne che ha perso la vita nella notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava a un rito spirituale nell'abbazia di Vidor, nel Trevigiano. Tanti colori, indossati come aveva chiesto il papà di Alex anche dai presenti, i colori che lui amava. La cerimonia funebre officiata da Don Dario Magro è iniziata con la lettura di alcune lettere da parte di chi era profondamente legato ad Alex, definito da tutti un vulcano di energia, un'anima libera. La mamma Sabrina, accanto alla figlia Giada, ha ricordato con dignità e compostezza i lunghi viaggi del suo Alex. Ci mancherà il tuo sorriso, il tuo abbraccio, le tue vita, il tuo pensiero profondo, ci mancherà semplicemente tu. Abbiamo il cuore spezzato, ma dobbiamo trovare la forza per andare avanti, per te, per la verità, te lo meriti. Ciao Alex, tu sarai un viaggio dimenticato, sarà il viaggio della vita che non avrai mai più. Ti vogliamo tutti tanto bene. Aspettaci dove sei, un attimo poi dovremo fare una bene. Ciao Alex. Poi, in chiesa, nel giorno in cui l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino, è risuonata la voce di Alex quando cantava e suonava The Messenger durante uno dei suoi viaggi. All'uscita del feretro, dopo che Don Magro ha messo nelle mani di Papa Luca una candela a simboleggiare il giorno del battesimo di Alex, gli amici hanno voluto accompagnarlo con alcune delle canzoni che lui amava di più, sparando polvere colorata e fumogeni nel cielo mentre la sua famiglia si stringeva a lui. Sullo sfondo lo striscione che chiede verità sulla morte di Alex, una verità che ancora non è stata trovata.